vederci qua. Mio nonno è stato così gentile e premuroso da farci incontrare nella sua stanza. Sì, tuo nonno essere gentile, però parla a me sempre di apparecchio. Apparecchio? Ma vi conoscevate? Poco. Ma lasciamo stare. Sono contenta di parlare con te. Io mi devo. Ma sei imparato il siciliano? Quante cose? Permettete, compadre, io mi volessi tu disturbare. Ma che te siete, compadre? Vuoi arrestare qua con mia? Ormai nello ballo ci siete ad ballare con mia. Ma io dovevo parlare, compadre. E adesso che vuoi stare qua? Adagio carosi. Come combinate qualche guaio, Stammo attenti. Oh, ma non lo capisci. Questa è la prima volta che stiamo assieme e sento un'emozione. Adesso vedesse. Oramai l'ho conosciuto benissimo. L'incontro è finito, andate in pace. Sì, la messa sento di padre Vincenzo. Caterina! Oppa, ora sei a ballare. Forza, alluciamoli. Aspetta, combinate sul tavolino. Vedi che cade, le basta. Ecco, vedete, non chiedo che siete cose. Dai, l'attacchione con la chiave. Cosa a fare, compadre? Non vuol dire dettoso, è l'attacchione con la chiave. Ah, guardiamo, La chiave mi così. Caterina! Per chiamata resistente. Mettete il fuoco, compadre. Ma siete finta di niente. Caterina! Andar non lo muovevo qua. Come ci porta a candela? Sei Carmelo! Ma ti sta messa così? Pare che non mi giocare all'armadio! Ha ragione, è l'orario della pillola, va piglia milla. Ma sei Carmelo, che c'è successo? Chi è inguggiato? No, è che mi fanno male i reni. E stai facendo un bicchiere di ginnastica. Alla sua età! Mamma mia, mi pare strano! Papà, quando vuoi ci vedere? Quando si mette le pantalone, sa va a mettere le scarpe! Ha ragione, Agino. Ora me le metto, sullo dietro, dai, ora me le metto io. Vabbè, mica più ce le pegli via come al solito. No. Gira, Chi è, papà? Che c'è successo? Aiutami, gira, aiutami come posso. No. Ma Ci ho detto che ci pigliava io le scarpe, aspetta un momento, un metto poliare, gira. No, chiamate che dolore. Me le pigliamo a compare le scarpe. No, non metto poliare, gira. Me le pigliamo a compare. Compà, pigliatemi le scarpe. Che fare? Compà, pigliatemi le scarpe, che sono sul talulietto. Nonne! Sono sul talulietto. Ma che dico, aspetta. Sì, compà. Sono sul talulietto. Mamma mia, che dolore di spalle. Come posso vogliare più? Compà, lasciatemi, compà. Va a attaccare! Compà. Compà, lasciatemi, compà. Mamma mia. Aspetta. Sì, aspettiamo. Adesso, aspetta. Così, aspetta, ai. Mamma mia, che dolore, ma vi ammazzato. Boh, sì, io sei ammazzato, io no. Beh, chiamata a spunta, no. Ma pigliami il pennone che stile me le scordavo nello steppo della cucina. Ci vai subito, Sì, però ma- voi stai a segarmi, mi Non mi raccomando. tocco io di qua. Ai, che dolore. Ai. Ma chi è? A
compa, anche se tu dolore. A come me la via a fare capire le cose. Forza che cose di scemo, dai. Cuore di scemo. Ai ai. Compa, ma finimmo di ballare. Questa volta sei, compa. Questa volta. Ballare. Sei che non rende. Ora vediamo Caroso, ora vediamo non so che c'è da fare. Aspetta, mate, compa. Alle rene. Aspetta, mate, ai. Carosi, non ne siamo cani, aspetta, mate. Lasciatemi so che vado a bere, Napoli. Come tu va col segno, so che vado a bere. Forza. Ai, 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 ai. Papà, papà, Se non parlo, Carosi, forza. Non parlo. Vado a vedere su Paoluia. Già, sì, dai, dai, ispirati fuori. Compa, Lo sapevo, compa. mettete le capo, compa. Lo sapevo, compa. Forza, compa. Mi raccomando. Fatti così di niente, compa. Canciamo, compa. Grazie Carmen, ancora ginnastica fa. Non credo che gran gambigicato giù. No. Papà, non deve essere pello, non c'erano in cucina. Oh, bella madre, vero, ha ragione, Le mese cane non ho asciunito dalla colonnetta, Sì, stai vedi, camminando. aspetta, No, cappe di cane ci fu ieri. Bella madre, che tu sto a sconda. Gerome, che fa? Me ci può dire un minuto nella farmacia. Beh, ma che ora ne escevo, papà, per come diceva che vuoi fare la spesa. Hai una tosse che mi sta levando del niente. Che vuole, va. Mi va a prendere qualche pinnola per la tosse. Ah, ecco, quale vuole, che marca vuole? Alda, va bene, ci vai prima che voi allora, va bene? Sì. Vagina. Compa, questa volta me la scanzava. Non ne posso chiudere più queste armi, compa. La forza della rosa di Tutta scemo. questa ginnastica che mi state facendo fare. Ancora andato questo bello, compa. Un afferoso ancora. Ai. Caterina, ascolta tu, vieni qua, fede mia. Ascolta. Nante subito sto fatto la ma rompere ora subito. Ma se non mi qualche cuore mi piglia stasera. Oh, no, non abbandonare vedere a tu. Proprio ora che ci stiamo conoscendo. Davanti. Ma sia che mi vuole bene. Sogno sicura che mia padre non la capisse la nostra storia. Può essere che lo licenzia. Gina, dove sei? Ma padre, Non licenziare, che No. sto. Oh, per davanti. Vicino io mi avevo chiuso a ricà. Io sono un sangue, io me ne vai. Compa, ormai siete casa a ballare, sì, forza Carusi. Come c'è in sta casa? Non che c'è la casatina. Per davanti, aspetta. Forza Carusi, facciamoli. Ma almeno così c'è! A come la testa assunta, corri. Forza. Calere, sì, da, calere, forza. Mettete più guida, forza. Compa, vente qua. Compa, mettete compa. E andiamo ci invece con ciò. Compa, mettete le gambe, ci mettete. Da sé. Oh, Don Carmine, che piacere vederlo! Mi pareva con Geranodo qua, ma papà vieni! Papà! Uno. Mangiamo. Compa! Sbuglio! Ancora tu che Papà, ma che ci fa che sono così? C'era l'armadio che era difettoso e ci mise in una scagliglia. E tale, se si sposta che ci vuole...
aspetta, che mi faceste con papà, ma non si va a finire in terra con papà, Cosa non sto facendo? ma con papà come fa lei su me pare una per raccolta la ma che mi faceste voi? Ma me come ci avventava e chiamate con papà, non solo guardo. Ma che ora suo poverino. Abbiamo come vicino a passare del capputtino te l'avete detto. Vent'anni campare il carro. Ma Fatta spingere ora che io non mi avevo il carro. Sei Carmelo! Gira marremede. Ma che fa ancora ginnastica a mezzo con terra? Ginnastica. Che è successo? spingelo contro la faccia, te volevo aiutare, te volevo aiutare. Non so che vericchione a me. Che fanno? Lo signorino di ingestura! E come mai? Niente, giusto questa sera arriva bene la nonna, la voleva salutare. Che fanno? È arrivata ancora? Non vede che siamo tutti caindra, non è arrivata ancora. Giusto, Pasquale, tu sono caterina, mi sta andando niente. Ave cane scende e ancora non si è ricambato. Chissà me la cunda buonano. O me la cunda buona la Saccaveni e c'è parametria la Saccaveni. Vedi che tu se sta giocando figlia, le cocche in dall'azzo. Stavolta ci stucco tutte le Che armi. famo scordare, ci siamo andati a sposare. Ma guarda, vieni in capo. Gina. Mi piace giocare come pensa che quando spingevo l'ultimo Carmelo, non davo le vere. Oh, mi sono messo a posizione perfetta per mescare. Se andura a vedere il Carmelo se liscerà le rene sul gioco, sento puzza che ha bruciato. Vuoi che c'è malato? No, c'è malato, papà, no, va bene? Giova, mamma, chissà, resta moneggia io, sicuro ancora a casa. Caterina come mai ancora non ha venuto? Chissà Dio, se non c'è una lezione, la testa non se la contano. Pasquale, arrecampate subito. Venuto video, pa! Ma come ci sta a finire con l'armadio, guarda? Che Caterina? Ma tu tutta la vita, cadere nell'armadio, tutto Carmelo in terra. Nana, ma che sta succedendo, Kenza? Che dici che parli con mia? Alla paga quando non ci con me non ci sentono. Sono ricchi, pare, no, voluta la comanda. Se lo devo io che è successo? Non hanno voluto conoscere a cadere, cosa veniamo a la muccione? E c'era non si Carmelo, poi venne la mamma e non ce ne ammucciamo, poi venne lo papà e non ce ne ammucciamo, poi lo si Carmelo cadè. Non adesso lo sa me ne matò. Ho capito. Nanno ruffiano. Aiuto ruffiano. La spavea, dai, su questo ruffiano. Io un gindonente in questa storia.
io sono un peccato. Ma un anno mi dissi che a ballare me e resta un gagliato qua. Ora facete venire prima che succede qualche altra cosa. Ascolta Pasqualetto, hai visto la Camilole, accompagnami tu. Accompagna. Ora l'accompagno. Pasqualetto, non ci verrà in dalla mamma o papà, perché sennò io più sicura lo licenziano e non so che mi succede. Ma pensa a tutte le volte che ti ho aiutato quando hai avuto bisogno. Tale Pasqualetto, se Maiotti ti giuro che ti faccio un regalo. Un paio di jeans nuovi. Che devi che me le pilluia però, eh? Va bene, ci stai. Un deponente a nuovo. Ora vediamo di fare esce la cadere prima che viene qualcuno. Vediamo se viene qualcuno. Sì, sì. Ma te levo il garage, da così faccio esce tutto. Ti piace me? Tanto. Oh! E non fare luttata! Su, fuori carose, fuori. Basta, e decide da venni. No, non so come la ringraziare, ma sarà difficile che ne vediamo un'altra volta a capo. Non lo sa, su chi su questo, tu lo sapevi. Ma papà va a cattare l'apparecchio. Da capocine su questi. Sì, però non contate più un capo di mia. E io di sta strada non ci passo più. Ma avessero a stuccare le gambe. Anzi, ma a stuccare su da una. Allora, porta, ancora a casa. Portate lo peccato. La moneta che c'è non l'accompagno a vedere. Ah dai, c'è Pasquale. Sì, sì. Calma. Mira con E vediamo, compa. E ci buconna, compa. Non mi vedete gioca. Speriamo che non si incontrano con papà che me la porta. Vuoi capire l'anni? La tocca. Che capite l'anni? Ma non hanno che capire. Che ce ne pare, Nanà? Oh, bravo Carosi. Mi piace se tu vuoi bene io sogno contento. E poi io sogno un anno senza comperi. Ora te la dire però che sta finendo la tua e non voglio che ti trova a casa. Grazie, Nanà, ti voglio bene. Ma scusate se qualche volta ti hai fatto arrabbiare. Solo ora stai capendo quando vi va bene. Grazie. E quante cose mi stanno capitando oggi. Vediamo la pila. Ma che sono sopposte sono. La manola ma ne inzetta una. Aspetta che immagino le sto cose. Tale che anche tu che non potevi trovare la chiave, non è. Aspetta, Mati. Ecco, ho fatto la così. Hai permesso? Aspetta, ma un momento, mamma mia. È che mi ha fatto trovare da così. Aspetta. Un momento. Dici che la manora mi ha cattato una cosa, cari, vediamo che è. E non me ne chiesto. Aspetta, ma c'è. Vedi, ma cattato. Mamma mia. Senza fortuna me la cattata. Aspetta, ma. Che c'è? Ah, c'è chi sta qua, aspetta. Ma un momento. Quando ci faccio un gruppo magari. Vediamoci. Avanti. Permesso? Dopo c'è qua. Un gittina c'è. Quando vi condividiamo, ma siete precisa come per ricordare io.
Ma pare che per voi l'anno non passano mai. Ma come siete gentili? Ma vedendo a voi non vi trovo tanto cangiato. Ma che dicete? Per ora sono troppo trascurato. Io ho avuto dolore alle rene, mi è venuto fuori la tosse. Ma ora però mi sento meglio. Pasquale, anche se è passato tanto tempo, andiamoci del tu. Vero, io per ora sono mortificato per c'hai un luglietto spuntato. Ma io sono stato malato, ora mi sosego. Oh, non ti preoccupare, figlio mio. L'importante è che ci facciamo un po' di compagnia. Mi pare, Pasquale, sai quando ne vedremo, vero? Ah, vede quando si fece la crisi, ma non ho suo nipote Pasquale, siete tanto bravi. Ma perché non mi aspettare? Aspetta che vedo la sedia. Hai ragione. Assittati, sbagliavo, assittati. Ormai di tu. Ai. Aspetta un momento, la strizza. Allora, Pasquale, cosa dici? Che mi racconti? Ma che raccontare io che hai stato nel sto percorso dei paesi? Come può dire qualcosa che viene della città? Anzi, una cosa, una novità ce l'aveste di darti. La novità? Dai, dimmela, che io sono curiosa. Dimmi. Lo sa che mi stanno combinando? Lo ma figlio con la tua figlia. Che stanno combinando? Mi vengono a cattare un apparecchio. Un apparecchio? Un apparecchio di che Ducavola? Che casona? Certo casona. Chissà, almeno se non nelle curve Padova quando incidenti ci fossero. Se c'è magari un geloso che fa l'ubilia, no? Ma mica benissimo Pasquale, deve essere un apparecchio di che Ducavola? Cavola! Certo Cavola, sì. Sa come me la va a guidare? Il nostro nipote Pasqualeno. Ma tu che fa? Se lo facessi tu un giro da capo con mia. Ma se stiamo insieme, la Pasqualeno guida. E non facciamo come che derecche, come butti folle. Pasquale, veramente io non ci ho chiamato mai dopo un apparecchio. Ma se sei mia bottia, mi scandano. E tua, se guida il nostro nipote Pasqualeno, e che se ne mi audice di Pasqualeno? Pasqualeno bravo, A proposito di nipote, per dare una notizia che hai un segreto che non lo posso tenere riccioso io. È troppo anni si sta Ma facendo. calma, che è successo? E tu mi pare la persona più adatta per potermi aiutare. Che è successo? È bello, Pasquale? Che è successo? Alla nostra nipote Caterina. Ci piace un biscotto? Ci piace un biscotto? Ci piace un picciotto! Ma ti c'è una bella notizia! E come si chiama? Cadere. E perché no cadere? Ma perché devo cadere? No, io cadere. Ma che pensi? E giurente malato nipote. Ma che mi sta facendo vedere? E tu si chiama cadere. Ed è un operaio. È stracalato, vieni dalla Tunisia, ma ormai non ce ne sono più continui. È un picciutto lavoratore rispettoso, canta sempre canzoni che non si capisce niente, ma mettono un'allegria. Ma scusa me, ma la preoccupazione qual è allora? Io capisco se tutto va bene, qual è? E allora? Lo materello, sì. Tu lo sa che te sa che giocare. Ah, esatto. Che io vuole che la Carusa Caterina prima che si va zitta, si va a pigliare la laurea. E poi questo Caruso travaglia nella sua vita. Oh signore, e vuoi vedere che magari che sotto figliuola lo licenzia? Oh la Carusa, e come la potremmo aiutare la Carusa, Nande? Oh. Beh, io veramente ci avevo provato a aiutarli, ma mi è successo un birno. E come nasce? Ma perché Caterina
me lo porta a capo perché me lo voleva fare conoscere. Ma io già lo conosceva. Come calo portà? Sì, Ma questa lo porta casa? a capo e chi Ma era. che scandastero? Ma quale scandali c'era a cama compare Carmen, non sembra. E allora vennero Caterina e Cadere. È un cadere. Cadere, che tuo picciotto si chiama Cadere. Cadere, sì. E mentre erano cani, ha recampato tutta la famiglia. Amore, che A uno. facessero? Parse che lo facevano apposta. Ma che facessero? Ma che fece, ma per un tempo solo di farla bucciare di cose. Non. Ora te lo conto. Allora a Caterina ci disse, sbilati sul talonietto. A Cadere ci disse, e ora tu, sbilati dall'armadio. È tua! Giovanni che c'entra! Ah, beh. Altro solo lo tempo di darsi una vasata. E ora vado da quando stanno a incontrare a rir. Mamma mia, mi pare una storia di tira della televisione. Pasqua, non cerchiamo a fare qualcosa. A cercare di convincere il decidore della mia figlia con tuo figlio. Hai ragione, anche te. Quando sta nascendo l'amore non bisogna mai ostacolarlo. Ma tu te la senti di aiutare queste cose? Certo che me la sento di aiutarlo. E che fa? L'aiutiamo un semmola. Va bene, aiutiamolo insieme, dai. Anche te. Pasqua. Tu ci credi allo colpo di fulmine?
Aspetta, ma che siamo carosi, Pasquale? Ma perché mi fai questa domanda? Perché stavolta lo fulmine a capa mia capo che te. Quando te vedi entrare da porta, mi sentivo svolazzare il cuore. Ora che t'aiucca vicino, che ho state taleo e che me lo sento svolazzare il cuore. Pasquale, non ti pare che stai correndo? Questa è la solitudine che ti fa parlare così. Anche se io veramente, sia essere sincera, mamma mia quando ti vede mi sentivo svolazzare il cuore. E chissà secondo me con te fu lo destino che ne fece incontrare dopo 10 anni. Con te Pasquale, che fa me la facevi una ballata. una ballata, ma io da tanto tempo che non ballo. Ma tu pensate, la state portare di mia. Aspetta che vai a giù la radio che nostro nipote mi lascia sempre la radio bianca. Aspetta che ne facciamo una ballata. Aspetta, ma che portavo io qua? Ma che cave che tu fai tutto il non chiamare? Come sai tutta questa cosa? Aspetta, mate. Con te? Che fate? Lo facevo sotto etaggio. Ma veramente io che saccio, io mi affronto, Pasquale. Ma tu non ti preoccupare, ci pinzo io, tu basta che mi dici solo se e poi ci pinzo io. Ma che saccio veramente, io... Ma che fa, non ti piacciono? No, che dici queste cose? Ma certo che mi piace, Pasquale. Pasquale, va bene, sì. Facciamolo, società, come andate tu? Non c'è te. Pasquale, Che fa? Me la do una vasata. una vasata? Oh, ma io lo so che non mi faccio un uomo, però giusto che siamo tutti. Una vasata in brazzura, però non sta mettendo cos'è. Non ti preoccupare che ci pinzo io, sì. Una